te lo potevi dire, non so, portavo un po' di pane, due fettine. Come state? No, siete mosci! E Halloween, come state? Silvana, la chiamate che se no è timida. Silvana, sì. Un po' di entusiasmo. Ciao, ma come sei in Ghingeri questa sera? Uno spettacolo serio! Che spettacolo stavi facendo? Al locale accanto, dove l'hai fatto? Non lo so, non ci ho capito un cazzo! Che strana novità! Che sembra l'altro sempre ma... Sì. Poi, solto! L'importante è saperle portare, vero? Io sono in testa, tu ce l'hai in culo! Allora, il primo applauso ve lo chiediamo per lui che ci ha fatto parlare fino adesso, lui è JK! 100! Come stai tu? Ah, facciamo pondage! Che cos'è? Una pratica del decoupage? Ma immagino. Ciao ricchianazzi! Allora Silvana, prima di partire con il nostro divertimento del giovedì notte, io chiederei, vediamo, venite tutti qui avanti perché tocca fare un applauso e lo facciamo noi e speriamo vi aggiungerete anche voi, caro pubblico, a questo applauso che va a Simone. A Simone, questo ragazzo che a soli 21 anni ha deciso di togliersi la vita perché c'erano degli stronzi che gli rompevano le palle. Noi siamo qui e siamo qui ogni giovedì per dire non solo divertiamoci insieme, ma per dire a chi non mi vede come una persona solo perché mi vesto così o solo perché bacio un ragazzo che tutto questo è sbagliato. Simone, tutto questo è giusto, fa parte del mondo e si chiama normalità. Detto ciò, è sempre difficile parlare di cose serie, ma del resto è Halloween, quindi cara la mia Silvana, Comincia a fare la cogliona! una cosa che ti riesce benissimo. Salutiamo il nostro cast! Cast! Il cast! Dello spettacolo! Ah, che hanno fatto lo spettacolo, lo so, io facevo... Giulia